Oggi vi voglio presentare un Pinot Grigio IGT Veneto dell'azienda Terre di San Rocco. È un'annata 2009, area vocata roncade da questo punto di vista. Il colore è giallo paglierino, il colore è cristallino, il colore ci porta a questi temi un po' grigi che appartengono al Pinot Grigio, è abbastanza consistente, nel senso che trovo sicuramente una buona dote alcolica. Il naso intenso, note complesse che in ogni caso ci richiamano temi fruttati, temi floreali, fiori secchi, nello stesso tempo ci richiamano alla mineralità e giustamente motivo anche perché il lievito abbia la sua presenza. Il gusto è caldo, è preciso, minerale e sapido nello stesso tempo. Valida la sua morbidezza dettata da questo tenore alcolico che indubbiamente fa parte di questa famiglia. Io lo abbinerei a dei tortelli di magro, magari ripieni di carne bianchi, piuttosto che anche legarli a dei risotti di verdure che chiaramente tanto sono del nostro territorio. Cari amici, il vino di oggi è un Cabernet del Piave DOC. L'azienda Cantina Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, un bel rosso rubino. Gli archetti sono presenti, persistenti e fitti. Bella la sua consistenza e la sua luminosità. Proviamolo al naso. Al naso è deciso. Sono presenti queste note certamente legate al mondo della frutta rossa, ma sono presenti anche delle note legate al mondo della speziatura. Ecco quindi la frutta, i ribes, la ciliegia. Queste evoluzioni di fiori secchi e mineralità finale. Impatto positivo quindi al naso. In bocca. In bocca esprime una certa personalità. Belle queste note fruttate, ma anche queste evoluzioni minerali e vegetali, ma vegetali positive. Certo, un po' giovane, un po' particolare, un abbinamento? Pollo ripieno alla veneta. Salute!